città di Treviso. Grazie Marta. Saluto nel frattempo Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in Regione, che ci ha raggiunto. Allora Caner, visto l'andamento del voto, tiene Gentilini, meno la Lega? Era abbastanza prevedibile, direi, nel senso che dopo tutto ciò che è successo in Lega questi ultimi 2 o 3 anni, credo che insomma ci si potesse anche aspettare un dato di questo tipo. Tra l'altro io noto anche una cosa, che c'è stata una scarsa affluenza al voto non solo a Treviso ma in tutta la provincia, ed è strano che questo avvenga alle amministrative, il che significa che la gente in questo momento è veramente preoccupata. È un dato che a me preoccupa molto. Significa che la gente è presa da altre questioni che le sappiamo, insomma il lavoro, inutile star qui a ribadirle, però significa che ha anche, come dire, poche certezze, poca fiducia anche a livello locale in una ripresa. Gentilini comunque ha dimostrato con la sua lista civica, se verranno confermati queste percentuali, perché bisogna anche dire che, se non sbaglio, sono 7-8 sezioni su 77. Tra l'altro la maggior parte sono provenienti dal centro storico. Nel centro storico la Lega sempre, storicamente, anche quando Gentilini era le prime volte che si candidava, oppure anche la scorsa elezione con Gobbo, noi addirittura al seggio della Lega Belli eravamo alla metà, cioè ci hanno doppiato il centro-sinistra in centro storico, quindi non è assolutamente un dato che in questo momento mi preoccupa. Però se dovesse confermarsi alla fine significa che Gentilini ancora tiene, e che purtroppo è la Lega che in questo momento non tira, così come anche il PDL a livello locale. Purtroppo no, ma guarda, non è una questione proprio, dico, è un'analisi politica. In questo momento i due simboli del centrodestra non stanno brillano. Le due gestioni locali, perché per esempio il PDL a livello nazionale va benissimo, sì, il problema è trevigiano. Sì, però a livello, siamo onesti, a livello nazionale c'è una bestiaccia, la definisco così, che si chiama Berlusconi, che nel senso positivo, cioè è un gran comunicatore politico e ha la capacità, l'abbiamo sempre dato per morto, e alla fine esce. A livello locale invece il simbolo, secondo me, non tira come 4-5 anni fa, dove invece Lega e PDL assieme andavano oltre i voti del singolo candidato. Ecco Caner, posso chiederle, adesso la prospettiva è quella del ballottaggio, no, tra Manildo e Gentilini, quanto peserebbe, ecco, in termini di tenuta del movimento, una sconfitta di Gentilini al secondo turno? Ma guardi, io onestamente credo che i problemi all'interno del movimento sono già scoppiati da parecchio tempo, quindi non credo che questo vada ad incidere molto di più rispetto a quanto è già successo. Mi scoccerebbe invece da trevigiano consegnare la città al centro-sinistra, questo sì, e io auspico che quando avremo i dati definitivi faremo una valutazione politica anche da questo punto di vista, però io credo ci siano ancora i margini, perché Treviso è una città di centrodestra, non è una città di centrosinistra, e quindi credo che se il centrodestra si compatta possa ancora farcela. Ecco, a me interessa più questo. Sul dato poi interno al movimento, noi abbiamo già passato la fase dura interna, forse non è ancora finita, ma non credo che incida molto l'aspetto di Treviso come città, cioè come amministrativa, rispetto a quanto avviene all'interno del movimento. Credo che in ogni caso lì ci sia una riflessione forte da fare in merito a un rinnovamento interno, ma soprattutto anche a obiettivi chiari che deve avere questo movimento. Io sono critico anche a livello nazionale di ciò che sta facendo la Lega, nel senso che manca il messaggio politico. Infatti dicevo prima che Berlusconi, nonostante fosse dato per morto, è riuscito, grazie alla sua grande capacità comunicativa, a riportare in alto il PDL ed è riuscito a sfilare addirittura il governo al centro-sinistra, è riuscito a esserne, diciamo, anche un come si può dire, grande personaggio che va comunque a gestire anche un governo dove in realtà non doveva farne parte. Noi invece siamo finiti al 4% e purtroppo non stiamo lanciando un messaggio politico. Ecco, questa è la verità, la grande autocritica che dobbiamo fare. Il congresso è più presto? Ma il congresso, Maroni ha già detto che vuole andare a congresso entro la primavera del 2014, ma al di là del congresso il problema è che va lanciato un progetto politico, cioè questo deve avvenire a livello locale e a livello nazionale, perché purtroppo io mi faccio una domanda e lo faccio facendo anche autocritica, dico, in un momento come questo per che motivo un leghista avrebbe dovuto votare Lega? Questa è la verità.
che bisogna dirsi, no? Ed è il motivo per cui secondo me il PDL ha preso più consenso. Nel momento in cui tu vai ad assorbirti, a chiuderti assieme al PDL e non rappresenti più un qualcosa di nuovo e alternativo, o comunque anche, come si può dire, una parte di una stessa coalizione che però spinge anche l'alleato magari su determinate riforme che possono essere il federalismo, macroregione, quello che si vuole, ma insomma il rischio è appiattirsi. Nel momento in cui rischi di appiattirti, il cittadino dice a questo punto: quindi un partito che si Lega, è anacquato, vuol dire, un partito che non ha più proposte. Secondo me le proposte noi possiamo ancora averle, perché la questione settentrionale è ancora attiva in questo paese, è ancora presente, cioè le problematiche non sono state risolte, e quando io vedo un sondaggio dell'SVG dove mi dice che il 77% dei cittadini del Veneto, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia dice che il settentrione è discriminato rispetto al resto del paese, significa che la questione settentrionale esiste, ma evidentemente siamo noi che non siamo riusciti a intercettarla bene come magari negli anni passati. Attenzione, non sto facendo un discorso dicendo che aveva ragione Bossi, perché Bossi aveva ragione fino a un certo punto, poi purtroppo anche lui è stato parte del problema. Dico che va rilanciato il movimento, e secondo me qualcosa lo si risente anche a livello locale, perché è vero che a livello locale incidono i candidati, questo è un dato di fatto, però è anche vero che se io torno indietro a 5 anni fa e vedo quando mettevo il simbolo della Lega nei nostri comuni qui della provincia di Treviso, vedevo che questi tiravano più del candidato sindaco. Ora invece vado a vedere e vedo che addirittura in certe situazioni, se non avessi dato il simbolo della Lega al mio candidato, magari avrebbe vinto. Allora cosa significa questo? Significa che una riflessione va fatta, e lo dico senza timore. Mi devo fermare per un paio di minuti, a tra poco.